sulle criptovalute, arrestati a Dubai Emanuele Giullini e Christian Visentin, due dei soci della società New Financial Technology. La misura non sarebbe legata all'inchiesta italiana sul raggiro da 260 milioni di euro, ma da attività simili nel paese del Medio Oriente. Indagata per omicidio stradale la mamma del bimbo di 4 anni morto nello schianto aspresiano quando la donna, per un colpo di sonno dopo una notte in ospedale, ha perso il controllo dell'auto. 2 spaccate nel giro di un mese in una pasticceria di Mestre, l'ultima per rubare una scatola di Galani, provoca qualche migliaio di euro di danni. La titolare pronta a chiudere l'attività. Formazione di nuovi medici, non ci saranno tagli ai corsi di laurea in medicina. La rassicurazione arriva dal ministro dell'università Anna Maria Bernini oggi a Padova. Un aeroporto a Cortina, ci sono 1000 problemi più importanti. La stoccata del presidente di Confindustria Veneto al ministro del turismo durante l'incontro sui grandi eventi a nord-est. Primo giorno da segretario della Lega nella Marca per il parlamentare del Carroccio che riprende le redini. Dopo 5 anni Salvini si è complimentato, racconta ora priorità le amministrative. Il Carnevale di Venezia è entrato nel vivo nel Palazzo del Casino, una delle feste esclusive delle serate veneziane in maschera. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo come sempre dal sondaggio. Questa sera ovviamente torna l'informazione di Ring, il tema è dedicato al razzismo. Le parole della campione della pallavolo nazionale Paola Egonu hanno riportato d'attualità il tema l'Italia è un paese razzista, e allora è questo il quesito a cui vi chiediamo di rispondere attraverso una telefonata. Con un sì dovete comporre lo 0422 16 26 691, per il no invece no, l'Italia non è un paese razzista, dovete comporre lo 0422 16 26 690, la chiamata è sempre gratuita. Se sentite occupato, il vostro voto è stato registrato. Siamo alle truffe legate alle criptovalute. C'è un arresto, anzi 2 a Dubai. Sono arrestati i trevigiani Christian Visentin ed Emanuele Giullini, 2 dei 3 soci della NFT. I provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria degli Emirati non sarebbero però legati all'inchiesta italiana che vede 6.000 investitori raggirati. Sentiamo. Inchiesta a criptovalute, 2 dei 3 soci della New Financial Technology, i trevigiani Christian Visentin ed Emanuele Giullini, sono stati arrestati a Dubai dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi. Indagati a Treviso per truffa aggravata, i 2 sono stati prelevati dalle loro abitazioni lo scorso giovedì, mentre per oggi era fissata l'udienza di convalida di fronte ai giudici di Dubai. Visentin, Giullini e il loro terzo socio, Mauro Rizzato, di cui per ora non si hanno notizie, sono accusati di aver messo in piedi un raggiro da 260 milioni di euro che ha coinvolto 6.000 investitori italiani. Attraverso decine di agenti, una settantina, risparmiatori di ogni fascia sociale sarebbero stati indotti a impegnare capitali più o meno ingenti nella speculazione legata ai bitcoin, guadagnando interessi da capogiro inizialmente, addirittura il 10% mensile, salvo poi veder sparire i loro soldi. L'arresto di Giullini e Visentin ad opera delle autorità giudiziarie di Dubai è senz'altro un'ottima notizia per gli investitori truffati dall'NFT. Ai fini del risarcimento dei danni è fondamentale che ogni investitore sporga in tempi rapidissimi atto di denuncia querela. L'arresto avvenuto a Dubai di 2 dei 3 titolari dell'NFT non sarebbe però stato disposto dall'autorità giudiziaria italiana ma da quella degli Emirati e sarebbe legato non all'inchiesta di Casa Nostra ma ad attività intraprese da Visentin e Giullini nel paese del Medio Oriente, analoghe a quanto risulterebbe ad ora a quelle portate avanti in Italia. Rispetto a queste ultime sono già state depositate centinaia di querele. La finalità della nostra azione giudiziaria collettiva comunque non è soltanto quella di aggredire i patrimoni dell'NFT e dei soci dell'NFT, ma anche e soprattutto quella di aggredire i patrimoni dei singoli agenti e di tutti coloro che hanno materialmente indotto gli investitori ad effettuare versamenti a favore dell'NFT e che quindi li hanno materialmente truffati. Gli agenti dell'NFT dunque sono stati a loro volta denunciati per esercizio abusivo della promozione finanziaria e truffa aggravata e potrebbero essere chiamati a rispondere direttamente degli importi che hanno fatto versare ai loro clienti. Gli avvocati che si occupano di formalizzare le denunce dei truffati intendono avere parte attiva nelle aule di tribunale. Non appena prenderanno avvio i processi penali, ci costituiremo parte civile per conto degli investitori al fine di ottenere il risarcimento dei danni. I legali di Giullini, che stanno appurando in queste ore quali siano le esatte contestazioni dell'autorità degli Emirati, si sono detti convinti di poter fare chiarezza qui in Italia e in caso anche a Dubai. Nel caso di un eventuale incidente o inciampo, concludono, di cui stiamo aspettando il contorno, andremo a prendere le nostre contromisure.
Ancora la cronaca, parliamo della tragedia di Spresiano dove il piccolo Edward a soli 4 anni ha perso la vita. La mamma è stata indagata. Fiori bianchi davanti all'entrata del bar gestito da papà Moreno e da mamma Nicole. Fiori bianchi sul platano dove l'auto della 34enne è andata a schiantarsi sabato pomeriggio. L'omaggio carico di dolore di amici e comunità per la famiglia distrutta dal dolore. Mentre l'inchiesta nel frattempo va avanti. Per la morte di Edward Bressaglia, di appena 4 anni e mezzo, mamma Nicole è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il dramma che si somma al dramma, un atto dovuto, spiegano gli investigatori, per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle indagini si dovrà appurare se il piccolo viaggiava regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino fissato al sedile. Per gli inquirenti che indagano sul caso, l'auto è sbandata a causa di un colpo di sonno. La giovane madre aveva infatti trascorso tutta la notte al pronto soccorso del Cafoncello. Aveva accompagnato Edward al nosocomio perché faceva fatica a respirare a causa di una bronchite. La tragedia ha colpito gli amici, i clienti e gli esercenti che lavorano nella stessa via del Caffè delle Rose. Sulla porta d'entrata alcuni di loro, in rispettoso silenzio, hanno deposto dei fiori bianchi, come quelli nel luogo dell'incidente. Stupore e incredulità fra i residenti a Spresiano, dove la coppia è molto conosciuta e stimata. In queste ore terribili, Moreno Bressaglia è sempre rimasto a Cafoncello accanto alla compagna ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza per assisterla e consolarla. La procura ha stabilito inoltre di non procedere all'autopsia sul corpo del bambino, in attesa dell'addio al piccolo Edward. Via Bembo, siamo a Mestre nel Veneziano, è la seconda spaccata in un mese ai danni di una pasticceria. Questa volta i ladri, pensate, hanno rubato soltanto dei galani, ma la titolare davvero non ce la fa più. Cioè ti trovi veramente a lavorare per alla fine pagare i danni. Mi ha detto che sta pensando di chiuderla questa. No, pensavo proprio di cambiare zona completamente perché non è possibile. Non ce la fa più Sara D'Ambrosi. La seconda spaccata in un mese alla sua pasticceria di Via Bembo a Mestre, una mazzata destinata a lasciare il segno, tanto da farle pensare di andarsene. Il presente è fatto di danni da ripagare, il futuro è scandito dall'incertezza di subire un altro raid. Come quello avvenuto all'Epifania, i ladri hanno buttato giù la porta e rubato merce natalizia, o quello di sabato notte. Qui i malviventi prima hanno tentato di sfondare la porta dell'altra volta, poi hanno rotto anche il marmo del pavimento di un'altra vetrina. Qui invece è il punto da cui sono entrati. Esatto, sono entrati, si sono fatti un varco, sono entrati, uno si vede teneva, sono entrati per di là, avrò comunque un danno di 2.000 euro sicuramente, anche di più forse. Questa volta era furtiva, lei diceva. Furtiva un pacco di galani. Quindi proprio non... di galani, una presa in giro, sì. A settembre l'allarme sulle spaccate in questa laterale di Corso del Popolo era stato denunciato dal segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo. La sede del sindacato aveva subito 4 raid alle macchinette del caffè. E poi hanno fatto la lavanderia, hanno fatto la parrucchiera, poi in Corso del Popolo con il negozio di tessuti, il negozio di cinesi, la tabaccheria, cioè tutti. Anche per gli addetti ai sistemi di sicurezza dei locali, Via Bembo è entrata nel novero delle strade in cui fioccano le richieste di intervento. Mestre in particolar modo in questo periodo è abbastanza sotto attacco. Voi vi siete fatti tutto il giro perché qua ci sono state numerose spaccate, avete lavorato anche con gli altri negozi? Assolutamente sì. Sara D'Ambrosi non ha ancora fatto in tempo a presentare a Cafarsetti una prima richiesta di rimborso parziale dei danni. Il provvedimento del comune è recentissimo, che dovrebbe già compilare la seconda. In quest'area di Mestre l'allarme è tale da aver modificato gli orari di apertura del locale. Ho iniziato a chiudere alle 8 di sera, poi piano piano 7:30, 7. Proprio per le frequentazioni? Certo, perché poi il giro di gente poi non è dei migliori. Formazione di nuovi medici, non ci saranno tagli ai corsi di medicina, lo ha detto il ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che oggi è arrivata a Padova per l'inaugurazione dell'anno accademico. Non abbiamo tagliato nulla, sono numeri provvisori ed è esattamente contro questo metodo che noi abbiamo aperto un tavolo, metodo che non condividiamo, e che abbiamo aperto un tavolo per allargare l'accesso in maniera programmata e sostenibile alla facoltà di medicina. Questo
riguarda i numeri provvisori, questi numeri che avete visto riguardano il vecchio sistema. Da adesso in poi, da aprile in poi, noi vogliamo che le cose cambino e i numeri aumentino. I tagli al numero di iscritti alla laurea di medicina non ci saranno, c'è stato un errore di comunicazione. Quelle divulgate dal decreto del Ministero sono cifre provvisorie. Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Padova ha cercato di fare chiarezza sui posti di medicina assegnati all'Ateneo Patavino. 643, ovvero 56 matricolati in meno rispetto all'anno precedente, una notizia che aveva fatto tremare visto che da sempre il presidente della regione Veneto Luca Zaia si batte per eliminare il numero chiuso a medicina. Al lavoro c'è una commissione che entro aprile darà comunicazioni importanti proprio per allargare la platea degli studenti, ha spiegato Bernini, che ha illustrato la strada che il Ministero vuole intraprendere per l'eliminazione del numero chiuso. Il numero chiuso, gliel'ho detto, lo dobbiamo eliminare in maniera ragionevole, anche perché vuol dire che quelli che formeremo adesso diventeranno medici tra 6, 7, 8, 9, 10 anni, quindi se noi li eliminiamo dicendo arriveranno medici domani mattina negli ospedali e nelle ASL, siamo intellettualmente disonesti, diciamo una bugia. Quindi li dobbiamo formare sulla base dei fabbisogni di oggi ma anche di quelli di domani, che non sono necessariamente quelli di oggi. Ai numeri di posti provvisoriamente assegnati alla laurea di medicina di Padova mancano infatti quelli del corso di medicina e chirurgia in lingua inglese chiesti ancora dall'ex rettore Rosario Rizzuto. I test d'ammissione verranno fatti 2 volte l'anno, quindi era necessario per la prima volta anticipare i numeri. I numeri reali verranno divulgati ad aprile. Questi gli auspici del preside della scuola di medicina di Padova. Se i numeri che stanno circolando sono veri, ci avvicineremo molto al bisogno regionale che Regione Veneto ha già espresso, che è di 900 studenti da arruolare a medicina e chirurgia. Questo significa che nel giro di qualche anno noi andiamo abbastanza a coprire i bisogni e a garantire quelli che saranno, ripeto, le necessità dei territori. Inaugurazione del nuovo anno accademico, anche un momento per fare il punto sul futuro dell'Ateneo Padavino. Con la consapevolezza di poterlo costruire insieme a persone appassionate, competenti e libere, dichiaro aperto l'801esimo anno accademico dell'Università di Padova. L'Università di Padova chiude ufficialmente i festeggiamenti per gli 800 anni ed entra nel suo nuovo secolo di vita. L'801esimo anno accademico registra 23.000 nuove immatricolazioni con una quota studentesca internazionale che copre l'11% degli iscritti, segno che l'Ateneo resta tra i più popolari in Europa. Una delle sfide più ambiziose nel futuro dell'università è quella che arriva dai fondi del PNRR, con progetti di ricerca che ammontano a circa ad un totale di 151 milioni di euro e vedono coinvolti 780 persone tra docenti, ricercatori e dottorandi. Solo nella nostra realtà dal PNRR, oltre ai fondi per le infrastrutture, per la ricerca, sono previste 133 nuove assunzioni di nuovi ricercatori di tipo A, per cui questo sicuramente in parte cambierà il volto, così come i nuovi 150 dottorandi e dottorande che arriveranno con il PNRR. Un'università che guarda all'internazionalizzazione, ha detto nel suo discorso la rettrice Daniela Mapelli, e che per farlo non può prescindere dal diritto allo studio che va garantito attraverso le borse di studio. Negli ultimi 5 anni la nostra università, oltre ad aver sempre anticipato la quota delle borse di studio agli studenti, ha anche investito di suo più di 25 milioni di euro e anche per quest'anno accademico il Consiglio di amministrazione ha deliberato 7 milioni e 400 mila euro per integrare in parte i fondi per le borse di studio. Dall'aula magna del Bo, dopo gli interventi istituzionali, suona il monito importante rivolto dalla rappresentante degli studenti Emma Ruzzon, che quest'anno ha parlato dello stress psicologico a cui spesso sono sottoposti gli universitari. A fare un ragionamento strutturale sulle azioni per, da un lato, agire sul lavorare sul benessere psicologico degli studenti, lavorando su uno psicologo di base, lavorando su maggiori presidi psicologici all'interno delle università, ma anche sull'analizzare il problema alla radice, ovvero perché le università sono competitive, perché è richiesta questa velocità, perché saltare una sessione d'esami è sempre di più vista come la fine del mondo, è un problema insormontabile che definisce il valore di una persona. Molto applaudito anche il discorso del professor Telmo Pievani, che nella sua prolusione ha focalizzato il dibattito sul ruolo della scienza nel rapporto tra l'uomo e la natura. La cerimonia dell'anno accademico si è chiusa con lo spirito della goliardia che, come da tradizione, ha regalato la gallina alla rettrice.
senectute, nos habebitumus, nos habebitumus. Odysseus. Buongiorno. Vuoi il nuovo tribuno? Grazie. No. Ce l'ho. Marini ha parlato anche come esponente di Forza Italia. Continuano a far discutere e agitare il governo le parole di Silvio Berlusconi sull'incontro Meloni-Zelensky a Bruxelles. Allora l'ascoltiamo. La lealtà del presidente Berlusconi nei confronti dell'Occidente, dell'Alleanza Atlantica e dell'Europa, per cui ha lavorato in politica estera per 30 anni, non può essere messa in discussione, neanche per motivi elettorali. Però diciamo crea un danno al governo in questo momento. No, non lo crea un danno. escludo. Ecco, proprio Giorgia Meloni ha detto ha raccomandato a Forza Italia di aprire un dibattito interno. Lo state facendo? Ma secondo me bisogna sempre dibattere al proprio interno, tutti devono dibattere al proprio interno, perché come ci hanno insegnato anche oggi è dal dubbio che si raggiunge la verità. Il presidente Berlusconi, lo ripeto, ha sempre manifestato responsabilità e lealtà nei confronti della politica estera e dell'Alleanza Atlantica. Questo non cambia nulla. I nostri voti, la nostra disponibilità, il nostro approccio in politica estera parla per sé. Non è mai stato in discussione. Il sostegno all'Ucraina non è mai stato in discussione, né mai lo sarà. Le prospettive infrastrutturali del Nord-Est, questa mattina convegno, grandi eventi sviluppo a Nord-Est, apertura e chiusura con il botto, con le stoccate dei due massimi rappresentanti delle imprese bellunesi, Laurent Berton ed Enrico Carraro. Li ascoltiamo. Ho parlato oggi delle 2V e delle 2O, 2V Vaia Vaillant, le 2O Olimpiadi 56-2026. Ecco, questa è una provincia che non può più vivere o sopravvivere alle disgrazie o ai grandi eventi. 2V e 2O. La fondo di Laurent Berton arriva all'apertura del convegno Grandi Eventi e Sviluppo a Nord-Est organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti per ragionare sulle prospettive infrastrutturali inesistenti al momento in montagna. Senza infrastrutture materiali e immateriali la montagna rischia di morire, afferma Berton, che rilancia la necessità di uno sbocco a nord, che chiede alle istituzioni di prendersi cura del territorio sempre, non solo nell'emergenza e nell'eccezionalità. Abbiamo bisogno di più, di investire nella quotidianità, perché se così fosse stato a caso non avremmo bisogno degli eventi. Ben vengano, ma sarebbero un più, non una necessità. Di lavorare con serietà e senso delle necessità parla anche il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, a cui non sono andate giù per niente le affermazioni della ministra Daniela Santanchè sull'opportunità di riaprire l'aeroporto di Fiames a Cortina. Tantissimo, perché è fatta da così estemporanea, probabilmente un giorno ci verrà, ma ci vogliono delle priorità e oggi secondo me non è la prima priorità. E le priorità per la montagna bellunese sono le infrastrutture viarie. Le Olimpiadi sono un'opportunità, ma il tempo scorre, i giochi sono un mezzo e non un fine, incalza Laurent Berton. Le risponde Elisabetta Pellegrini, responsabile della struttura tecnica di missione governativa. La prospettiva è che sicuramente quelle che erano programmate per il 21 saranno completate, perché quelle sono già andate in gara e quindi adesso aspettiamo l'aggiudicazione. Sono le 3 varianti di Tai, San Vito e Valle. Per le varianti di Longarone e Cortina i tempi andranno oltre le Olimpiadi. Pellegrini ha parlato del 2028 e ha invitato tutti a seguire l'avanzamento dei lavori consultando il sito simico.it, che elenca opere da attuare, indifferibili e essenziali. Attenzione anche alla mobilità ferroviaria. Quando vado a Roma faccio sempre un passaggio da Rete Ferroviaria Italiana per sollecitare affinché, ma non solo il bellunese, cioè tutta l'infrastruttura ferroviaria deve essere mantenuta e sottoposta alle corrette manutenzioni. Io confido insomma che anche su questo riusciremo ad alzare un po' l'attenzione. Pochi secondi di pubblicità, linea alla regia. TG del Veneto, ben ritrovati, ripartiamo dalla politica. L'elezione a segretario provinciale della Lega Trevigiana di Dimitri Coin, si parla di unità ma le tensioni non sono poche.
Ho già fatto un passaggio presso la sede della Lega, quindi al K3, abbiamo già pianificato alcuni lavori e quindi di fatto partiamo subito. La lunga corsa verso la segreteria, la vittoria, il pianto liberatorio, tutto sembra già alle spalle. Il giorno dopo l'elezione a segretario provinciale della Lega e Dmitry Coin riprende le redini del partito esattamente da dove le aveva lasciate 5 anni fa, anche se forte dell'esperienza da parlamentare con maggiore consapevolezza. Partiremo con incontri molto velocemente con i segretari delle sezioni e anche con i sindaci, anche perché ci sono delle amministrative che incombono e queste saranno la nostra priorità. Quindi al capoluogo c'è semplicemente da sedersi con Mario Conte e cercare di capire che tipo di lavoro voglia portare avanti e come pensa di poter organizzare questa campagna elettorale. Di fatto i lavori sono già iniziati, per cui la segreteria provinciale dovrà affiancarsi ed essere collaborativa su tutto l'operato che comunque questa amministrazione ha già fatto, ha già portato avanti e ha già impostato per la campagna elettorale. L'affermazione di Coin, per molti versi in attesa, è stata salutata fin da subito dai complimenti del leader della Lega Matteo Salvini, sebbene fosse Riccardo Barbisani il candidato più allineato alla segreteria federale. Ci siamo risentiti questa mattina in modo da confrontarsi poi personalmente nei prossimi giorni. Al nuovo segretario si chiede di ricompattare un movimento che nella Marca è quanto mai frammentato, anche se Coin, più che di correnti, parla di incomprensioni. In Lega correnti di pensiero penso non ci siano mai state, non ci siano, ci sono degli appunti che vengono fatti rispetto soprattutto magari a dinamiche di carattere nazionale. Queste piccole tensioni che vengono percepite anche da fuori si creano perché non ci si confronta, quindi la cosa importante da fare è sederci attorno a un tavolo e discutere su quelle che sono le necessità dei cittadini. Ma le spaccature ci sono e la resa dei conti sta già iniziando, anche se per il nuovo segretario i panni sporchi vanno lavati in casa. La linea è quella del partito, di evidenziare che se ci sono dei malumori questi vengono comunque discussi all'interno delle nostre sedi e che ogni esternazione fatta fuori di fatto allontana i cittadini dalla politica. Carnevale di Venezia è entrato nel vivo, andiamo al Palazzo del Casinò con le immagini. Di giorno feste nei campi, ma la sera anche feste nei palazzi. Tante possibilità, tante occasioni di venire a Venezia per vivere il carnevale da protagonisti, non per vederlo, ma anche per vestirli, come faccio io. Sotto il sole tra le calli sfilano le maschere, ma la sera si va nei palazzi, dove si possono sfoggiare le maschere più belle in un contesto scenografico tra luci, performance, colori. Come accade al Casinò di Venezia, dai violini alle acrobazie. Uno spettacolo dal genio di Antonia Sauter. Mai come quest'anno la maschera permette una libera espressione di se stessi. Cerca il tuo segno, cerca le tue origini e questo abbiamo visto tantissima creatività. Da chi si veste, diciamo, con i vestiti tradizionali, ma chi effettivamente oggi si è presentato in città, ha girato per la città con la propria naturalezza e questo è un bel segno, è un momento dopo il Covid che ci voleva. E lo sa bene il direttore artistico che per il 2023 ha scelto di comunicare proprio questo messaggio, dando per primo l'esempio di che cosa significhi la ricerca del proprio segno, del proprio io, l'espressione di se stessi. Siamo entrati nel vivo ormai, qui vi aspettiamo tutti perché non c'è tempo da perdere, veloci, arrivate a Carnevale che dobbiamo darci da fare. E che dire, siamo al più grande Carnevale del mondo. Siamo alle previsioni del tempo, è tutto per questa edizione di TG Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi in onda TG Venezia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Bentrovati al meteo. Anticiclone di San Valentino sull'Italia porterà sole e clima mite, ma anche qualche nebbia sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 14 febbraio. Sul Veneto ci attende l'ennesima giornata con una totale stabilità atmosferica. Foschie sparse a locali andranno dalla costa alla pedemontana, ma saranno in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Soleggiato altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve rialzo, minime tra -1 e 2 gradi, massime invece tra i 10 e i 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà limpido, al massimo con qualche locale addensamento. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata di sole, il cielo sarà sereno e con ottima visibilità. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.